Eccoci qua, siamo tornati puntuali. Allora, come dicevo prima di andare in pubblicità, adesso volevo aprire un attimo una piccola parentesi dedicata a una delle proposte che nasce in quest'ultimo periodo, cioè quello della macro regione, la possibilità di avere un nord-est, un Triveneto autonomo. Non indipendente, ma autonomo. Allora, qui vedo già pronto sul schermo il professor Daniele Trabucco, ma sono questo il nostro esperto, che ci dice che questa è una strada percorribile da un punto di vista costituzionale. Ascoltiamolo. Ragazzi, bravo, però. Questa è una strada possibile, una strada auspicabile, una strada non nuova perché è già stata tentata dalle forze politiche negli anni passati. Il problema è che mentre l'indipendenza si pone ovviamente dal punto di vista del diritto costituzionale interno in violazione del patto costituzionale, l'autonomia invece è una forma di ampio riconoscimento sotto il profilo che può essere legislativo, amministrativo e finanziario, soprattutto se ci riferiamo all'ente regionale, che però opera all'interno del sistema di potere costituito. Quindi un conto è l'indipendenza, un conto è l'autonomia, sono due concetti giuridici che vanno tenuti assolutamente distinti. Diciamo che la proposta, come dicevo prima, di macroregione non è nuova. C'è la possibilità, in base alla nostra Costituzione, in particolare in base al comma primo dell'articolo 132 della Carta, la possibilità che si creino nuove regioni o si fondano regioni già esistenti. Quindi di per sé nulla vieterebbe una fusione tra le tre grandi regioni del nord-est, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, che è regione a statuto speciale, e il Trentino Alto Adige Sud Tirolo, regione a statuto speciale. Con che procedura si potrebbe ottenere questo? È possibile con la procedura, come dicevo prima, indicata nel comma primo dell'articolo 132, quindi con un percorso ascensionale che parte dal basso, che vede l'iniziativa dei consigli comunali, che vede la consultazione referendaria, quindi le popolazioni interessate chiamate ad esprimere anche in questo caso in sede consultiva un punto di vista, un parere importante, anche se poi è la legge costituzionale, nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 132, che potrà disporre la creazione di una nuova regione e la fusione della regione esistente. Quindi poi alla fine l'ultima parola spetta al Parlamento, che come sappiamo è titolare della funzione legislativa e quindi eventualmente che potrà essere chiamato, ma dovrà valutarlo lui in piena autonomia, una legge costituzionale di creazione della nuova regione o di fusione. Ecco, a questo proposito c'è da aggiungere che chiaramente sarebbe un referendum che dovrebbe interessare tutte e tre le regioni, quindi dovrebbero essere interpellati anche ovviamente i cittadini del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, andrebbe a interessare 8.796.000 elettori e questa è un'idea che al Movimento 5 Stelle non dispiace. Ma questa è una buona idea, non è che non dispiace, è una buona idea perché dal punto di vista costituzionale è accettabile, va bene, è chiaro che vede il cittadino mobilitato per poter avanzare una propria condivisione con altre regioni e quindi vede la possibilità di seguire l'articolo 132 e poi dal punto di vista ci vuole un governo, ci vuole un Parlamento che accetti poi di modificare l'articolo 131 perché non lo dimentichiamo, devi andare a costruire una nuova regione, una nuova macro regione che diventerà delle tre Venezie, come vogliamo chiamarla, e quindi ci vuole una maggioranza che in Parlamento accetti, va bene, questo referendum. Se fosse una maggioranza del Movimento 5 Stelle lo farebbe perché i cittadini hanno votato e hanno deciso di poter avere una macro regione. E una volta avuta una macro regione è chiaro che si potrebbe anche andare a fare una variazione sull'articolo 117 della Costituzione, nella quale vi sono anche le autonomie locali e quindi lavorare magari con delle autonomie simili al Trentino, che potrebbe quindi dare una visione completamente diversa al Veneto, al Friuli Venezia Giulia e al Trentino Alto Adige. Questa è un'idea di fondo sicuramente buona. Vorrei però fermarmi ancora un secondo e porre una domanda anche alle persone che sono qui questa sera. Sarà poi il Veneto in grado, se fosse indipendente o se fosse una macro regione, di autogovernarsi? Ecco, io certe volte ho il dubbio, anche con la classe politica che c'è oggi, ho dei dubbi perché abbiamo visto delle situazioni attraverso il Mose, attraverso le indagini fatte, gli arresti in regione, il caso Galan,
presidente che ha governato 15 anni all'interno della regione Veneto e che ha avuto un patteggiamento di 2 anni e 10 mesi e oltre 2 milioni di denari propri che dovrà restituire allo Stato. Sono 2 anni e 10 mesi di reclusione. Io ho fatto una lotta nei confronti di Galan nell'ultimo periodo. Ho chiesto che non sia più il presidente della Commissione Cultura in Parlamento. Una persona che ha patteggiato non può permettersi di essere ancora il presidente della Commissione Cultura. Ho fatto lettere alla Boldrini attraverso il nostro capogruppo, quindi come Movimento 5 Stelle, perché venga fatto sollecito nei suoi confronti, perché è un suo diritto, se così si può dire, mantenere questa sua carica, che comporta anche un stipendio, va bene, e ho avuto una risposta negativa. Ho scritto a Renato Brunetta, cercando appunto di poter capire che con loro, di poter fare pressioni nei confronti di Galan perché faccia un passo indietro. Ho ricevuto una risposta negativa. Adesso scriverò al presidente Napolitano chiedendo che anche lui intervenga, perché non è possibile per i nostri giovani che noi abbiamo un presidente della Commissione Cultura, un veneto, va bene, io mi sento veramente così, mi vergogno io da Veneto nei confronti anche del nostro paese, di avere ancora un presidente veneto che ha patteggiato e che è ancora presidente della Commissione Cultura. Mi auguro che Napolitano mi scriva o che possa veramente rispondere non tanto a me forse, ma ai veneti e agli italiani tutti. Certo, comunque è interessante il punto interrogativo che pone, saremo veramente in grado poi di autogovernarci. Andrea sì. Bona, nel caso di una macro regione voi ci siete o siete sempre per autonomi? L'Europa ha già deciso dei confini. La Convenzione delle Alpi è stata ratificata anche dall'Italia e delinea già i confini di una macro regione, che è la zona interamente alpina. La provincia di Belluno è interamente montana e ci sta perfettamente dentro. I confini viaggiano sopra Bassano, per essere chiari. L'anno scorso il Parlamento europeo ha deciso che questa è una macro regione. Noi però quello che sosteniamo è che è troppo grande e bisogna farne diverse. Ci sono all'interno di questa macro regione delle spinte, ci sono le spinte dei bavaresi a nord e dei francesi a ovest, che sono molto interessati alla creazione di questa macro regione alpina. Noi diciamo che bisogna fare una cosa più piccola, di posizione centrale, che comprenda Belluno, Sondrio da una parte, Trento, Bolzano e il Tirolo in mezzo. Questa è un'area omogenea, semplice, che si può governare, che può essere allargata anche alla Carnia e che può diventare un'area significativa dal punto di vista della montagna. Quindi un disegno ancora diverso rispetto Un disegno, un'articolazione che parte dal GECT che esiste già, il gruppo di collaborazione esiste già e prevede Trento, Bolzano e Tirolo. Lo allarghiamo ai lati con la provincia interamente montana di Sondrio, di Belluno dalle due parti. Se vogliamo che la Carnia, perché in regioni autonome sì, va bene, però in Friuli Venezia Giulia la Carnia sta peggio che il bellunese, diciamo la verità, perché la Carnia è totalmente abbandonata. Posso un attimo? Posso dire una cosa? Questa è una regione europea, attenzione, non va a incidere nei confini delle regioni esistenti, sta sopra. Noi diciamo, creiamo questa cosa qui, vediamo come va bene, a noi interessa rapportarci direttamente con l'Europa, ci interessa avere un ufficio, il GECT ha un ufficio a Strasburgo. A noi interessa mettere un piede lì e stare a Strasburgo. È un altro concetto da regione in senso geopolitico. Sì, volevo spiegare un attimo. Il problema sono le competenze però, attenzione. Per essere autonomi bisogna avere grandi competenze, non basta avere meno tasse, bisogna avere grandi competenze e la forma amministrativa, lo Stato deve funzionare, noi non possiamo permetterci che non funzioni. Guardi, quando abbiamo cominciato il percorso di approfondimento sul progetto di legge 342, legge 16, quella... poi si è instaurato anche il discorso sull'autonomia che ha voluto, come è stato detto, il centrodestra per cercare di ovviare al problema indipendentismo. Noi avevamo lanciato anche la proposta di pensare, di percorrere, di fare quei percorsi riconosciuti e possibili per la Costituzione, quale ad esempio la fusione. Come ha detto il dottor Trabucco, effettivamente esiste in Costituzione questa possibilità e noi abbiamo detto perché non proviamo a fare questo percorso con il Trentino Alto Adige. Naturalmente dall'altra parte si sono immediatamente rivoltati perché toccargli la specialità loro, però insomma siamo ormai nel 2014, allora eravamo nel 2012-2013. Insomma, mi sembra che i tempi sarebbero appunto maturi per andare oltre anche alla regione in sé e pensare a macro regioni. Quindi questo primo percorso si poteva fare e poi soprattutto una cosa importante.
c'è il percorso, come è stato detto anche dall'amico Valdegamberi, per quello della Catalogna e dall'amico Morosin, che viene dal basso, no? Questo quello che abbiamo detto prima, che sono i municipi che organizzano, eccetera. In questo percorso di eventuale fusione, quindi per sentire la gente e fare questo procedimento, si partirebbe dal basso se ci fosse l'approvazione da parte di almeno un terzo dei comuni, o 2/3, adesso non mi ricordo bene, ma comunque della maggioranza dei comuni delle due regioni o delle regioni. Non è detto di una regione deve essere un terzo o 2/3 e dell'altra regione un terzo o 2/3, che sta a significare, secondo il mio modesto punto di vista, che se la cosa fosse fattibile, sarebbe fattibile anche con la maggioranza assoluta dei comuni veneti che propongono questo, e i comuni del Trentino Alto Adige, tra virgolette, la subirebbero. Però subirebbero relativamente, perché loro la specialità la manterrebbero comunque. Quello che stona oggi è che effettivamente, qua lo dico da Veneto, perché mi so veneto come tanti altri, sono fieramente napoletano di origine, ma sono veneto, 50 anni che abito qua. Detto questo, è per dire che comunque sia il Veneto è stritolato, è triturato tra due regioni che hanno una autonomia fiscale e finanziaria che è sicuramente qualcosa di incredibile, e poi soprattutto le regioni montane o le regioni dall'altra parte soffrono in una maniera incredibile, i loro abitanti e la loro economia. Ti interrompo un attimo, abbiamo un telespettatore in linea. Buonasera, da dove chiama? Il suo nome, per cortesia. Buonasera, io sono Francesco, chiamo dalla provincia di Padova. Buonasera signor Francesco, allora come la pensa lei? Allora io, guardi, la penso in questa maniera. Io sono un cittadino veneto di passaporto italiano, purtroppo, e quindi già dal mio purtroppo si capisce come la penso. Dico inoltre questo: io veramente non riesco a concepire come una carta costituzionale, ancorché importante, possa essere messa alla stregua di un dogma, di un qualcosa che sembrano le tavole dei 10 comandamenti. Cioè veramente qua siamo di fronte all'assurdità. La Carta Costituzionale è un qualcosa fatta dagli uomini e gli uomini devono poterla modificare sempre, in ogni caso. Non esiste che un pezzo di carta, per quanto importante sia, possa, diciamo, determinare il futuro di intere generazioni. Ricordo, nella mia poca ignoranza o nelle mie poche carte che ho visto, che anche lo Statuto Albertino, quando fu fatto, si diceva che era immutabile, non doveva mutare, eppure abbiamo visto com'è finita. Allora io dico a Indipendenza Veneta, ai venetisti, agli indipendentisti, e lo dico soprattutto al governatore del Veneto: fuori un colpo di reni, fuori un colpo di reni, perché anch'io temo che le elezioni regionali possano servire per allungare il brodo. Io non sto parlando di cattiva fede, per carità, però il problema è che dobbiamo muoverci prima, o adesso o mai più. Ascolto, grazie. Grazie signor Francesco. Abbiamo un altro telespettatore e dopo riprendiamo il dibattito in studio. Buonasera, da dove chiama? Il suo nome? Signor Trivellato, buonasera, sono Italo, la chiamo da Padova, saluto lei, gli ospiti e il professor Cade. Buonasera signor Italo, prego. Premesso che apprezzo e stimo l'avvocato Morosin per quello che ha fatto finora per arrivare al referendum in una sua logica che direi assolutamente stringente, tuttavia mi pare che al Rederationen sorgano tantissime difficoltà che mirano a ritardare il raggiungimento dell'obiettivo. Per esempio, costo di 14 milioni di euro per il referendum, sono 28 miliardi delle vecchie lire, mi sembra una cifra astronomica, ma con quello che lo Stato mi costa a titolo personale in termini di costo della politica nazionale, regionale, provinciale, comunale, eccetera, eccetera, con lo stato di malessere e di indigenza a cui sono stato artatamente e deliberatamente condotto, mi pago anche un referendum che dovrei legittimamente poter fare se raggiungo un certo numero di persone che aderiscono a questo referendum. Io penso e so che l'avvocato mi contesterà alla luce della sua credibilissima strategia,
ma se qualcuno si candida come partito indipendentista alle prossime vicinissime elezioni regionali, io lo voto, perché è utilissimo secondo me, e potrei sbagliare qui, conoscere il contorto e un po', diciamo, diabolico meccanismo articolato del potere. L'incertezza che mi procura la farraginosa certezza della legge è assolutamente stancante. Signor Pivellato, la ringrazio e saluto i suoi ospiti. Grazie a lei, grazie a lei, grazie al signor Italo. Abbiamo un'altra telefonata, me l'hanno aggiunta dalla regia, abbiate pazienza, ma d'altronde sono tanti i telespettatori che vogliono intervenire. Beh, questo a conferma che il tema interessa. No? Allora, buonasera, da dove chiama, il suo nome gentilmente? Sì, sono Claudio da Villafranca di Verona. Buonasera signor Claudio, prego allora la sua opinione in merito. Ma la mia opinione è semplice, è che Roma non vuole che facciamo il referendum. È tutto lì. Il problema è lì. Vi do la mia idea. La mia idea sarebbe quella di togliere tutto a Roma, togliere via tutto e mandarli tutti a casa. E si fa solamente il popolo del nord e il popolo del sud. E ognuno si tiene quello che ha. Punto. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. In questo caso una soluzione drastica, Italia spaccata in due, nord e sud. Professor Casi, allora c'è il punto interrogativo di Vicari, dice saremo capaci di autogovernarci se riuscissimo. Ma certo. Ma scusate, intanto Galan non è rappresentativo del popolo veneto. È veneto sicuramente, ma è stato espresso da un partito che è sostanzialmente gestito da una sola persona. E quindi questa è l'espressione. Per 15 anni ha fatto la presidenza della Regione Veneto, 15 anni insieme alla Lega. Non c'è dubbio, perché a suo tempo, quando Berlusconi entrò in politica, la Democrazia Cristiana lasciò i pieni poteri a Berlusconi, così come il Partito Socialista e tutti gli altri, e di conseguenza Berlusconi divenne giustamente il rappresentante di un'area politica centro, un po' a sinistra, diciamo, e di destra, seppe anche poi mettere in campo l'MSI che aveva cambiato pelle e quindi ha avuto questa capacità di coagulare un certo numero di italiani e rappresentava il futuro. Oggi siamo accorti che il futuro è molto più avanti della posizione di Berlusconi e quindi le cose cambiano. Questa è la trasformazione. Io mi ricordo prima c'era Benzic contro Galan, no? Nella prima elezione, e noi avevamo appoggiato Benzic perché ritenevamo che fosse persona di grande livello e di grande capacità, e andavo diversamente perché la gente era convinta in tutt'altra maniera. Ma questo non vuol dire che bisogna cambiare classe politica allora. Ma in questo momento sì, ma sia ora di una svolta anche nel Veneto. La classe politica attuale non vuole mollare. Ho capito io. Allora, ma non tutta. Allora c'è una buona classe politica e una classe politica che porta il paese alla deriva, perché se no non saremmo a questo punto. Ma soprattutto abbiamo una diseguaglianza di uso del denaro a nord rispetto al sud, no? Per cui la Sicilia si sta divorando una parte del denaro che il Veneto manda a Roma, no? E quindi è un pozzo senza fondo. Se noi eliminiamo il pozzo senza fondo rimangono i soldi, e non è che noi abbassiamo le tasse perché vogliamo essere più virtuosi, non c'è più da spendere, o li spendiamo sul territorio, perché in questo momento per sistemare il problema idrogeologico ci vogliono 5 miliardi, no? Ne portiamo a Roma, ne mandiamo 22, diciamo che 1 miliardo all'anno lo otteniamo, in 5 anni abbiamo risolto tutto, salvo che non succeda qualcos'altro, no? Ma siamo al cataclisma, cioè io mi aspetto da un momento all'altro che succedano delle cose veramente drammatiche per la questione idrogeologica. Faccio un esempio perché io lo vivo da vicino, nel senso che ci passo davanti tutti i giorni. C'è le chiuse di Volta Barozzo, no? Che sono nate, e a fianco alla chiusa hanno fatto un passaggio probabilmente per far passare la gente, i carretti dell'epoca, ma sicuramente non le auto. Ci passano dei camion che hanno tonnellate
di materiale sopra, io non so quanto restino in piedi. C'è una parte di questo passaggio, perché passa una macchina alla volta e scarica tutta la via, perché la tangenziale è piena, quindi passano centinaia di macchine al minuto facendo il pendolarismo, un pezzo di qua, un pezzo di là, e una parte del muro sta crollando. Guarda che non cioè, nessuno si è accorto, ma se viene giù quella chiusa è un disastro, cioè non si ferma l'acqua da Padova fino al mare, è successo un disastro, ma non c'è nessuno che gliene può fregare di meno. Chiaro? Allora non abbiamo persone competenti perché demandiamo tutto a Roma e Roma non risponde. Allora, se noi ci riprendiamo il territorio, è vero che non avremo sicuramente il grande politico che ha la genialità di ricostruire il Veneto nel giro di pochi anni, ma sicuramente ci impegneremo. Perché se io mi confronto con una persona che vedo tutti i giorni e che so che dipende anche da me, e qui dovremmo cambiare il sistema di elezione, ma soprattutto la punibilità di chi ruba. Perché addirittura questa cosa di poter concordare la pena, che è bellissima perché la giustizia si fa in poco tempo, ma è terribile. Cioè il cittadino non sa il meccanismo, non conosce, non c'è il dibattito in tribunale dove io riesco a capire cosa è successo, i fatti come. Viene tombato, viene messo tutto dentro una sorta di contenitore e viene neanche lasciato ai posteri, perché almeno i servizi segreti scrivono, poi si mette via, tra 50 anni qualcuno va a vedere e dice ma guarda caso, dice, è l'attacco di Pearl Harbor, cosa reale perché è successa, no? E gli americani lo sapevano da mo', no? Ecco, allora abbiamo capito come è successo, eccetera, eccetera, no? Ma questo non avviene. Questa forma di chiudere tutto, soprattutto quando riguarda la politica. E allora, visto che abbiamo... questa è la richiesta della trasparenza, della legalità. No, il dibattito in tribunale è fondamentale per capire le cause del delitto. Se no, non so, aiutatemi voi che siete giuristi. Sarebbe anche utile avere... È uno strumento deflazionistico. Sarebbe anche utile... Enorme mole di processi che appesantisce lo Stato. Sarebbe anche utile avere una legge che quando un politico viene preso con le mani nella marmellata non possa più fare politica. Certo, ci sono altri temi. La parte civile, io voglio il penale. Cioè si diceva, scusa, prego, volevo sentire la risposta. Cantarutti. Diceva, era una discussione così a latere, quando c'è il patteggiamento il giudice acquisisce l'intero fascicolo delle indagini del pubblico ministero, lo acquisisce e rimane poi agli atti. Il cittadino, l'organizzazione, l'ente pubblico che si ritiene danneggiato si può costituire parte civile all'interno del processo, prima del patteggiamento. Cioè, in apertura del processo si dice... parola però. Non può dire nulla, si costituisce solo per le spese. Io lo vedo da un punto di vista giornalistico. Un conto avere le telecamere durante il dibattimento e le cose escono fuori e la gente partecipa, perché la partecipazione è democrazia, e un conto invece fare no? Abbiamo messo via tutto, abbiamo punito, no? Allora io mi ricordo che il Mose costava 1 miliardo e 300 milioni, adesso è venuto a costare 5 miliardi e 500 milioni. Attenzione, non è finita qui. Bravo. Perché devono disfare tutta la struttura che hanno messo in piedi per poi le manutenzioni costeranno. No, quello è un altro di più. La struttura per mettere in piedi tutti i cassoni e tutto il resto deve essere demolita. E quindi ci sarà un'altra spesa. E poi la manutenzione che abbiamo visto, che sarà doppia di milioni all'anno. No, sarà di più, perché i perni su cui si muovono i cassoni non sono fusi, sono saldati, avete capito? Vuol dire è follia. Peraltro quel Mose non è stata fatta la progettazione, la verifica sulla risonanza.
E quindi se entra in risonanza si disfa tutto, del tipo i cassoni galleggianti li troviamo in piazza San Marco. Io mi auguro di no, però insomma la probabilità è anche questa. Allora interrompiamo di fronte a progetti che costavano metà solo in partenza. Allora, poi cosa succede? Che questa azienda praticamente aveva in mano tutto il Veneto, perché faceva opere, compresa l'Expo, no? Allora io ricordo che c'era un Doge, no? che è stato decapitato a Venezia, no? Perché si era comportato in questa maniera. Allora a questo punto l'importanza della pena è fondamentale nella giustizia, non possiamo fare solo giustizia come percorso di giustizia, no, è la pena poi che conta e che pesa sull'esito finale, no? Allora, per ritornare al tema dell'indipendenza, se ci fosse un Veneto indipendente avrebbe una sua... Se ci fosse l'indipendenza non avremmo intanto lo scandalo Mose e comunque quelli li avremmo già giudicati adeguatamente. Non avremmo neanche il Mose. Non avremmo neanche il Mose, perché io tra l'altro penso che crei molti problemi, come si diceva, per i costi di manutenzione e per i rischi. Io mi ricordo uno studio che fu fatto già nel 95-2000, allorché io ero consigliere regionale. Qualcuno ha fatto notare che nel 1962, quando è venuta la grande mareggiata che ha distrutto letteralmente l'isola di Pellestrina, basterebbe vedere le foto di Pellestrina, cosa è successo? Massi enormi che sono stati spostati come dei sassolini. Se viene una mareggiata di quel tipo, diceva un tecnico, se non mi ricordo il nome, era un docente di università straniera, potrebbe accadere che si staccano queste paratie, ti arrivano in piazza San Marco, veramente fanno, perché sono vuote poi, no? Certo. Quindi è una follia. Con l'indipendenza non avremo questi scandali, ma posso concludere dicendo una cosa, un pensiero, siamo in fase di chiusura, abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi chiedo a tutti il telespettatore Francesco ha detto una delle cose interessanti e ha anche richiamato l'attenzione sulla questione della strategia che noi stiamo utilizzando come Indipendenza Veneta, puntando tutto sul referendum, perché l'agenda, ripeto, se si rispettano le leggi regionali, statali e costituzionali, prevede che si vota tra il 15 maggio e il 15 giugno, oggi è il 7 di novembre, abbiamo ancora 6 mesi pieni davanti, possiamo votare fino ad aprile compreso se si rispettano le leggi, ma l'Italia non è molto avvezza a rispettare le leggi, quindi basta solo incrementare il conto in attesa del pronunciamento ma la Corte, se segue il calendario, prima di aprile-maggio non si pronuncia. Diceva quel telespettatore, 14 miliardi che ci paghiamo noi, cosa senza precedenti storici, milioni, chiedo scusa, sa quanti sono 14 milioni di euro? Sono 6 ore di tasse che paga il Veneto. È una cosa di cui dovremmo vergognarci, 6 ore di tasse. Quindi la democrazia va difesa, sono 3 euro, anzi 2,86 euro a testa per ogni veneto. Non mi si dirà mica che è difficile raccogliere una somma così modesta in favore di una consultazione che poi ha un valore straordinario, perché se viene fatta, come io sono convinto, se tutti lavorassero solo per il referendum, avremmo una consultazione che cambierebbe il panorama. Le elezioni cosiddette regionali non sarebbero più secondo uno schema di contrapposizione che abbiamo adesso. La Moretti sarebbe archiviata immediatamente, probabilmente prenderebbero spazio i 5 Stelle che hanno sempre sostenuto il diritto di voto, probabilmente chi è indipendentista a quel punto può candidarsi alla Mas o alla Salmond con una forza straordinaria e dice lo attuiamo. Se tutto questo non viene a futura memoria perché rimanga, non è che noi abbiamo detto Indipendenza Veneta che non corriamo alle elezioni regionali, sia chiaro, decideremo all'ultimo minuto, ma riteniamo di avere una forza. Quindi al momento non avete ancora deciso? No, assolutamente, la nostra base deciderà, ma noi con questa strategia stiamo dimostrando che se uno ha voluto, come pervicacemente abbiamo voluto noi sta legge, sarebbe politicamente stolto puntare contemporaneamente, ma mi voto referendum, ma punto anche le regionali. Un accidente, referendum in tutti i modi fino all'ultimo minuto, e all'ultimo minuto saremo così forti che potremo anche scavalcare certe posizioni di opportunismo politico e di pura visione che sono di occupazione dello spazio minimo, perché se vai a correre le elezioni regionali con la struttura che è adesso arrivi a portare 1, 2, 3, cosa fai? Se invece lavori per il referendum, il risultato è probabilmente molto più forte. Questo è il signor Francesco. Grazie. Valdegamberi. Volevo fare un accenno sul fatto del referendum, l'autodeterminazione,
essendo un valore che abbiamo detto prima addirittura precostituzionale, un valore universale, cioè non è necessariamente, deve essere espressione di tutti i partiti. Voglio dire, ben venga chi mette come primo posto, diciamo, questo è un obiettivo principale, il referendum, bene, però io vorrei che diventasse non semplicemente un fattore che ci vuole il partito di scopo solo per questo, vorrei che fosse un valore per il PD, per i 5 Stelle, per i partiti di centro, per i partiti di sinistra, cioè deve essere un valore universale, allora un valore di popolo, e quindi si scende nel popolo che scende. Se andiamo a Barcellona, io sono a Barcellona, avrò il piacere domenica di essere lì, ma a Barcellona si sente il respiro di un popolo, poi ognuno la pensa sul proprio modo, chi la vede più a sinistra, chi più a centro, chi è come qua, ognuno ha le proprie idee specifiche, però di fronte al referendum per l'indipendenza, per l'autodeterminazione, sono tutti compatti, uniti, perché ritengono che sia un esercizio di libertà di definire in quale casa vado ad abitare. Poi ognuno avrà le proprie idee, chi avrà più vedrà l'economia in un modo, chi in un altro, ognuno, però ecco, quindi cercare di creare un coinvolgimento a 360 gradi. È anche per questo che ho voluto mantenere un'identità, ma non perché io sono d'accordissimo con gli amici, con Taruti, con tutti, ma però ho voluto anche dimostrare, ho presentato un disegno di legge da persona che era forse la più impensata, perché ritengo che deve essere qualcosa che deve accomunare tutti, è un valore comune che ci appartiene a tutti, agli altri. Muraro, un po' come diceva quel telespettatore che ha detto te lo devi sentire dentro, no? L'indipendenza. Ma volevo rispondere anche al signore che mi parlava del referendum, non è il referendum 2006, la devolution, quando c'era il ministro Maroni, che ben ricordiamo che era quello che sta portando avanti l'eliminazione del Senato, adesso il governo Renzi. Là il Veneto ha votato a favore, la Lombardia ha votato a favore, per cui noi siamo nelle piene regole. La preoccupazione, secondo me, l'indipendenza è il raggiungimento massimo delle aspirazioni per un venetista, per uno che crede a questo territorio, ma non deve essere poi solamente il venetista inteso come il venetista di appartenenza politica, il venetista inteso come territorio, come prodotti, come cultura, come storia, come paesaggio, come metodo di operare, come metodo di comportamento. Allora, preoccupazioni, io non ho paura se riusciremo a governarci, assolutamente no, perché credo che noi abbiamo sicuramente una capacità, una serietà e una onestà, perché non possiamo prendere tutte all'interno di un cesto tutte le mele sono marce, non possiamo fare. Non ho detto questo. Ecco, allora io credo che nella Lega non è mai successo cose del genere negli amministratori. Negli amministratori. Allora, mai dire mai per amore di Dio, ma però negli amministratori non abbiamo. Allora, come in tante altre forze politiche, non solo nella Lega, per cui non possiamo dire che siamo tutti quanti, non siamo in grado di sostenerci e di governare noi. La preoccupazione è che noi qui nel Veneto siamo forieri di tante proposte, che ogni proposta è sempre difficile creare un coagulo, un insieme. L'obiettivo è raggiungere l'indipendenza? Bene, mettiamoci insieme, ognuno si perde una piccola parte della propria giacca, si mette insieme, si crea la strada per l'indipendenza. Una volta raggiunta l'indipendenza ci rimettiamo la nostra giacca di appartenenza e iniziamo a dividerci o a confrontarsi politicamente su quella che è l'indipendenza. Perché se noi ha versato lei? Come? Ha fatto un versamento? Sì, con la Lega, con la sezione della Lega di Mogliano Veneto. Il segretario ha chiesto il contributo e io ho dato il contributo perché... Allora, eliminiamo questo nostro edonismo, questa nostra volontà di essere diversi. Troviamo, perché il Veneto ha sempre subito questa roba, è sempre stato schiacciato da Roma, dagli altri paesi, dal sud Italia, perché noi non guardiamo l'aspetto territoriale, mettiamo prima l'aspetto territoriale, poi guardiamo l'appartenenza politica e allora supereremo e riusciremo a fare qualcosa di positivo, altrimenti sarà molto difficile. Cantarutti, un ultimo intervento anche per lei? Molto velocemente, certamente in chiusura, ma mi sento di sottoscrivere ogni parola che ha appena detto il Presidente Muraro. In che senso? Nel senso che se vogliamo arrivare a raggiungere un risultato straordinario come quello della Catalogna e un paio di mesi fa della Scozia, che ha votato il proprio referendum per decidere, poi ha deciso per il no, ma è stata una scelta del popolo, se vogliamo arrivare a questo risultato dobbiamo passare attraverso due considerazioni che hanno passato anche questi popoli recentemente. Il primo, come dicevo prima, quando si va in piazza
tutti uniti con la bandiera catalana scozzese, nel nostro caso con la bandiera veneta. È l'unione che dà la consapevolezza di essere un popolo che tende all'unico obiettivo, quello di tornare ad essere un popolo indipendente. Il secondo aspetto, quando prima si ragionava dell'opportunità o meno di partecipare alle elezioni, noi parteciperemo, lo dico fin d'ora, certamente alle elezioni, ma perché? Perché abbiamo visto che laddove si è arrivati al risultato, Scozia piuttosto che Catalogna, ma ve ne sono molti altri precedenti, vi si è arrivati come? Passando attraverso un percorso nelle istituzioni. Il referendum scozzese è stato concordato dal presidente del governo scozzese, Salmond, con il premier inglese, Cameron. La votazione che c'è domenica, il referendum, o comunque la votazione che ci sarà domenica in Catalogna, è stata indetta, poi bloccata dalla Corte Costituzionale, ma indetta da Mas, cioè dalle istituzioni catalane. Quindi questa per voi è la strada che deve essere seguita. Sono le istituzioni, perché non basta dire siamo indipendenti, lo diceva prima un telespettatore, dobbiamo dichiarare che siamo indipendenti. Sì, vado in piazza, mi dicono indipendente, una pacca sulla spalla, complimenti, sei indipendente, ma in realtà non me lo riconosce nessuno. Lo sarò quando le nostre istituzioni avranno la capacità, la forza di dichiarare l'indipendenza. Ecco qual è il senso di una nostra partecipazione: portare le istituzioni venete, garantire che le istituzioni venete proseguano su questo percorso verso un Veneto indipendente. Marotta, allora aspettiamo di andare a votare a questo punto. Sì, siamo in due allora, perché anch'io aspetto di andare a votare, però io rimango sempre dell'avviso che bisogna essere pratici. Si fanno i bei discorsi politici, però poi alla fine ci vuole la pratica, ci vogliono i schei, dicono in Veneto, no? Se non esiste schei non si va da nessuna parte, questo è il dato di fatto. Poi vorrei anche però un dato politico sottolineare. Si è data un'accelerata nell'ultimo anno dopo la presentazione della legge da parte di Stefano Valdegamberi in Regione Veneto, ma a me risulta che la Catalogna e la Scozia di indipendenza ne parlassero da una ventina d'anni, forse anche di più, non lo so. Cioè, noi vorremmo che nel giro di 6 mesi, per carità, se ci fossero i soldi e si fa, meglio, vuol dire che funziona la cosa, ma mi sembra un attimino improbabile. Ecco, io sono con i piedi per terra e resto molto scettico. Poi magari spero di poter votare veramente. Dinca, lei è della stessa opinione di Marotta, scettico sulla possibilità di riuscire a raggiungere questo obiettivo del referendum? Ma io mi auguro che vi sia il coraggio di poter, dal punto di vista politico, prima ancora che per poter trovare i soldi, di poter andare a votare e quindi a dare la possibilità al cittadino veneto e non a noi 7-8 persone che siamo qui questa sera, che abbiamo discusso per quasi 2 ore e mezza, ma che sia il popolo veneto che si informa e che decida cosa vuol fare del proprio futuro, e che vi sia un governo dall'altra parte che poi accetti. Io faccio riferimento al Presidente Muraro che prima mi ha giustamente parlato di onestà. Io nel mio riferimento precedente per quanto riguarda se sapremo in grado di governarci o meno, è per questo motivo che trovo questo quasi fastidioso, insomma. La Lega c'era insieme al Presidente Galan e non si è accorta di nulla in questi 15 anni, in questi 20 anni, con l'assessore Chisso. Ecco, le mie domande sono queste, per cui trovo che vi deve essere per questo futuro di questo Veneto autonomo, non autonomo, indipendentista, una classe politica completamente nuova, spero giovane, spero con il coraggio di affrontare le problematiche grandi che vi sono in questo momento, che si chiama prima di tutto lavoro, e di cui questa sera non abbiamo ancora parlato come tema seguente. Mi auguro che possiamo essere di nuovo invitati tutti insieme per poter parlare di lavoro. Lascio con questa cosa, perché vi era un momento in cui un telespettatore ha accennato alle pensioni d'oro. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto una mozione per poter tagliare le pensioni d'oro, l'abbiamo promesso in campagna elettorale, l'abbiamo portato all'interno delle aule parlamentari e ci è stato bocciato dalla maggioranza perché era incostituzionale. È chiaro che in questo paese vi sono cose costituzionali o meno a seconda di quali privilegi tu vai a toccare o meno. Se per la povera persona, se chi ha subito la legge Fornero, si può toccare tutto, mentre per chi invece ha le pensioni d'oro da 90.000 euro, ma anche da 10, da 12, da 15, da 20.000 euro, che sono molti di più, va bene, lì non si può toccare niente. Questo è disgustoso. Bona, il suo punto di vista in chiusura di trasmissione? Ma io sono convinto che votare è sempre opportuno.
Questa cosa che si debbano raccogliere i soldi, sinceramente, è anche un po' patetica, messa così. Se si riesce a trovare la soluzione che i presidenti, gli scrutatori non si fanno pagare e i comuni contribuiscono, si fa, non bisogna aver paura. C'è stato prima in Italia che si vota tanto, adesso votiamo anche per i consigli scolastici delle classi e non votiamo per le province o per altri enti previsti dalla Costituzione, per cui è opportuno che si faccia. D'altronde il sistema deve essere rimesso in moto. Il Veneto non è più quello del 2008, dobbiamo anche guardarci negli occhi, certo. E la nostra forza economica probabilmente non è più quella, per cui bisogna anche confrontarsi con queste cose. Il sistema va rimesso in moto. Secondo noi la soluzione sta nell'Europa, non sta nel superamento di questi stati nazionali, nella costruzione di qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, che deve però cominciare da qualche parte. Io sono certo. A un certo punto contento che anche il Veneto si rimetta in moto. Noi nella provincia di Belluno una soluzione pensiamo di trovarla in un ambito diverso. Certo. Al professore Manno Casa il compito di chiudere questa puntata. Adesso anche buona, così come diceva prima Valdegameri, siamo tornati sul punto dell'Europa. L'Europa che c'è, ma l'Europa va inventata in altra maniera. Perché è troppo approssimativo il concetto di Europa fatta in questa maniera qua. Ricordo che all'Europa siamo arrivati dalla parte rovescia, cioè siamo arrivati attraverso l'unificazione del denaro e non l'unificazione delle intenzioni, delle idee, delle culture, della lingua, di tante cose, no? E quindi è chiaro che è stata una forzatura fatta dalle banche e subiamo questa forzatura. E io torno a dire che siamo stati noi italiani, così come i greci, in parte i francesi, eccetera, siamo stati truffati. Chi è rimasto fuori è stata l'Inghilterra e ci sta benissimo perché ha una moneta che fa agio in tutto il mondo e se la gestiscono da sola, come fanno anche i giapponesi. In un Veneto indipendente vede ancora l'euro oppure un'altra moneta? Ma io potrebbe essere il ducato. Allora, quando Vasco da Gama arrivò in India scoprì che la moneta corrente indiana faceva riferimento al ducato veneziano. No, non so se non vado a memoria, ma non mi ricordo più se era il 20 o il 30% di tutto l'oro che girava per l'Europa, ed era tanto, veniva gestito da Venezia, che battevano moneta e le monete non si mettevano d'oro, non si mettevano in un sacchetto, si mettevano una specie di cartucciera affinché le monete strisciando tra di loro non perdessero una parte del metallo perché valevano tanto quanto l'oro zecchino, appunto della zecca, e quello era più puro di quello del fiorino fiorentino, che era l'altra moneta concorrente rispetto al ducato. Ma io credo che non è. Sicuramente sarà necessaria una doppia moneta, una moneta locale e una moneta internazionale, perché chiaramente se no rischiamo di farci male. La doppia moneta potrebbe essere un'alternativa e una moneta che potrebbe essere anche solida. Guardate che la moneta svizzera non è che ha perso valore e gli svizzeri non sono 60 milioni, 200 milioni. Sono mi pare 5 milioni qualcosa, insomma è una regione, è il Veneto. Come il Veneto, ecco, certo. Ma solo c'è una struttura che viene gestita bene e non dico che bisogna strappare il Veneto dal resto dell'Italia, ma insomma una certa indipendenza non sarebbe male e stimolerebbe anche, come ha fatto la Scozia, stimolerebbe lo Stato nazionale a darsi una mossa e capire che non è più il caso di poter attingere a piene mani dal Veneto una montagna di soldi e non restituirli. Ecco, questo è il punto. E anche gli altri devono mettersi in carreggiata. Grazie, ci fermiamo qui. Grazie agli ospiti in studio per il vostro contributo, grazie a voi. Grazie di essere intervenuti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito questa sera. Mi scuso con quelli che volevano intervenire telefonicamente e che non abbiamo potuto far parlare, chiaramente il tema è molto sentito, continueremo a seguirlo nell'evolversi dei fatti anche romani e cercheremo di capire, anzi vedremo se riusciremo ad andare a questo referendum. Grazie ancora, buona serata a tutti, ci ritroviamo la settimana prossima, TV7 Match, arrivederci.